I rumors parlano dell'interesse espresso da Snam, il più grande importatore di gas in Italia, già impegnato in un progetto da 2,4 miliardi per il trasferimento al nord del gas che arriva in Italia da Algeria ed Azerbaigian. Ma il futuro del rigassificatore al largo di Porto Viro, Adriatica LNG, il più grande tra quelli italiani, è una questione strategica e non indifferente per il nostro paese. Adriatica LNG ha da poco realizzato uno studio molto preciso sulla sua sicurezza in vista di un possibile raddoppio, su cui pesa comunque l'incognita delle autorizzazioni governative. Attualmente i 3 rigassificatori italiani vanno al 60% della loro capacità di esercizio e questo ha un impatto sui costi. Ma anche il meteo influisce sull'operatività di queste piattaforme. A gennaio il Mare Grosso ha quasi azzerato le operazioni di stoccaggio di gas liquido in Alto Adriatico, a cui è affidato il 14% dell'indipendenza energetica italiana dopo lo stop al gas russo. Escluso in ogni caso che la Regione Veneto, che tra le tante materie su cui chiede l'autonomia ha inserito anche l'energia, si candidi all'acquisto. Oggi, che la legge delega sull'autonomia è realtà, ritorna in auge anche la prima bozza con le richieste del Veneto, in cui all'articolo 38 si parlava di trasferire alla Regione le competenze per l'autorizzazione di elettrodotti e gasdotti che passano sul territorio, oltre alla regionalizzazione del gettito dell'accisa sul metano rigassificato nel territorio. Noi non possiamo e non abbiamo ovviamente il ruolo per farlo. C'è l'interesse di un'azienda in particolare che ha manifestato interesse. Se fosse, noi siamo assolutamente positivi su questo. È opportuno che il rigassificatore vada a capacità piena, perché è uno dei pochi strumenti che abbiamo. Vediamo quanta fatica stanno facendo a Piombino per avere un rigassificatore nuovo. Noi ce l'abbiamo da tempo, il Veneto da questo punto di vista ha fatto i compiti per casa, c'è questo interesse e noi lo vediamo assolutamente positivamente. Ecco, come si può incentivare ulteriormente appunto Sono rapporti tra privati, la Regione è osservatore attento, ma oltre a questo... Quindi dal punto di vista operativo non ci sono altre cose che si possono fare? Quindi solo l'intervento dei privati. Assolutamente. Il bilancio di questa esperienza come sta? No, assolutamente positiva, nel senso che la crisi energetica ha dimostrato la fragilità del nostro sistema e ha dimostrato anche che noi non solo non produciamo energia, non produciamo gas, ma non abbiamo nemmeno gli strumenti per gestire il gas che arriva dall'estero. E abbiamo bisogno assolutamente di altri rigassificatori, ma ci sono dei freni locali che rendono il tutto molto difficile.